Il 13 giugno è una giornata importante in quanto avrà luogo la settima giornata nazionale sulle miniere. Ecco, un viaggio attraverso la scoperta di questi luoghi, però con la modalità del treno. Ecco, quindi come avrà luogo quella giornata? Sì, noi quest'anno come Soprintendenza Beni Culturali della provincia di Agrigento abbiamo voluto aderire alla settima giornata nazionale sulle miniere che diciamo è una giornata per la fruizione dei beni culturali e soprattutto per le miniere e i luoghi diciamo, dell'archeologia industriale. Noi abbiamo deciso di aderire a questa giornata promuovendo un viaggio romantico, un viaggio sentimentale per far rivivere questi luoghi del lavoro dell'uomo attraverso le rotaie, attraverso il mezzo che serviva in quei tempi, prima del Novecento, per trasportare lo zolfo al caricatore, cioè all'importo di imbarco di Porto Empedocle attraverso diciamo, questa strada ferrata. Quindi abbiamo voluto rivivere questa giornata in modo da poter far fruire i due siti più grossi dove già nel recente passato sono state fatte diciamo, delle operazioni di recupero delle strutture minerarie e iniziare questo percorso che finirà diciamo, a settembre. Noi invitiamo tutti a partecipare in massa a questo evento perché diciamo, riteniamo che uno dei momenti più belli per poter fruire dei nostri luoghi del territorio e quindi godere delle specificità paesaggistiche, culturali di quel luogo, assaggiare le diciamo, degustazioni enogastronomiche che saranno servite nei comuni, Grotte, Racalmuto, Cometini, Cossodisi, Vulcano, e quindi in ogni stazione, in ogni centro di accoglienza verranno allettate con delle manifestazioni e con delle degustazioni. Questo è un treno davvero particolare, saranno messe a disposizione dei viaggiatori le antiche carrozze 100 porte degli anni 30, quindi sarà un vero tuffo nel passato. Sarà possibile quindi salire a bordo sia alla stazione di Agrigento Bassa alle 8:15 che alla stazione di Aragona Caldare intorno alle 10 circa e i viaggiatori potranno vivere un'esperienza davvero unica. Tra l'altro ci sarà la possibilità di degustazioni nell'arco di tutta la giornata. È ancora possibile prenotare il proprio posto a bordo del treno storico, basta rivolgersi all'agenzia Paraiba Travel di via Esseneto ad Agrigento, però è necessario affrettarsi perché ovviamente sono le ultime ore e i posti vanno ad esaurirsi.